Giornata di maltempo sul Veneto colpisce il bellunese, soprattutto la pedemontana trevigiana e l'Alto Vicentino. 600 interventi dei vigili del fuoco in 48 ore. Zaia avvia l'iter per lo stato di crisi e lancia un nuovo appello. Nella notte l'esondazione del Meschio a Cordignano, acqua e fango, il centro e alcuni borghi colpiti con danni ingentissimi. Il racconto dei testimoni. Il Piave fa paura, non risparmia l'area golenale da Salgareda Ponte, case sommerse, famiglie evacuate, rabbia e lacrime per l'ennesima devastazione, fiato sospeso per le prossime ore. Montagna isolata, impossibile arrivare a Misurine, Cibiana, frane a Canale d'Agordo, in Val di Zoldo, chiuso passo San Pellegrino, circolazione interrotta della ferrovia A27 chiusa. La zona di Alpago colpita da allagamenti e danni a Puos, l'acqua entra in casa di riposo, 76 ospiti non autosufficienti evacuati e spostati in altre strutture. Slavina in un albergo a Sottoguda di Roccapietro, la neve sfonda la porta, nessun ferito, a Longarone la rabbia del sindaco Padrin che in strada ferma le auto dei vacanzieri. E l'allerta maltempo non è finita fino a martedì, codice rosso per i bacini di Piave, Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione, Basso Brenta, Bacchiglione e Livenza. Buonasera, ben ritrovati in diretta come sempre con l'informazione di Antenna 3. Avete sentito, l'emergenza non è finita, purtroppo in questo momento è stato aperto il COC a Torri di Quartesolo, dove è presente l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccine, con cui siamo rimasti in contatto per tutta la giornata, perché Torri è andata sotto come 7K, siamo in provincia di Vicenza, e poi problemi anche nel Veronese con il sindaco Sbuarina che ha deciso di chiudere l'argine lungo l'Alzaia dell'Adige. Poi avete sentito nei nostri titoli, sono circa 600 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 48 ore. La A27 nel tratto tra Fadalto e Belluno è stata chiusa per quasi tutta la giornata, interrotta anche la linea ferroviaria da Montebelluna a Calalzo per tutti i disagi legati alla montagna. Ci sono interi comuni che sono isolati da Misurina a Cibiana e ci sono gravi danni in questo momento proprio in tutta la zona dell'Alpago e del Feltrino. 600 gli interventi, dicevamo, in questo momento sono ancora al lavoro con le idrovore, i vigili del fuoco, sono arrivati anche dal distaccamento di tutti i comandi del Veneto e anche dalla Lombardia in forza proprio per gestire l'emergenza. Continua a piovere e soprattutto è stato diramato un nuovo stato di criticità, un'allerta rossa per i bacini di cui vi abbiamo appena dato conto e che è chiamata, pensate, fino alla giornata di martedì, perché appunto le piogge continuano, dunque il nostro territorio è davvero devastato in questa situazione. Avete visto le immagini che arrivano anche dal Vicentino e allora il presidente Zaia ha avviato l'iter per la dichiarazione dello stato di crisi per le zone della regione colpite dal maltempo, in attesa della firma da parte del governatore dell'inoltro al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per la richiesta di dichiarazione della proclamazione dello stato di emergenza. Il decreto resterà aperto al fine di consentire agli enti locali di effettuare il censimento dei danni ad opere pubbliche, infrastrutture, privati, aziende e siti produttivi. Lo stato di crisi al momento riguarda il territorio della provincia di Belluno, della Pedemontana Trevigiana, dell'Alto Vicentino. Zaia inoltre ha rinnovato l'appello in queste ore a causa del rischio di frane e di volanghe provocato dal maltempo. Invito tutti i cittadini ad evitare di dirigersi nel bellunese. Lo stesso appello che ai nostri microfoni aveva fatto l'assessore Bottaccin alla protezione civile: state a casa, non muovetevi verso la montagna nonostante il ponte dell'Immacolata, proprio perché la situazione in questo momento è davvero a rischio. E se questa è la montagna, andiamo subito a vedere la situazione del Piave. In collegamento abbiamo la nostra Daniela Sizia con Lucio Zanato. Daniela, dove ti trovi? Buonasera. Buonasera Anna, buonasera anche ai telespettatori. Noi ci troviamo, io e Lucio Zanato, ci troviamo a Fagarè di San Biagio di Callalta, vicino ad una casa che è isolata. Siamo nella golena del Piave, poi cercheremo di raggiungere la casa perché questo tratto che arriva da qui fino all'ingresso, l'acqua è alta, quindi vedremo se riusciremo a raggiungere la casa per poter parlare con questa famiglia e chiedere anche come mai hanno deciso di rimanere. Qui continua a
piovere, oltretutto quindi la situazione è complicata. Come dati alle 17 c'è stata l'ondata di Piena e quindi in teoria il livello del Piave dovrebbe cominciare a scendere. In realtà qui continua a piovere, per cui la situazione rimane comunque d'allerta. Il Piave ovviamente è un sorvegliato speciale come il Monticano e come il Livenza. Il COC a Ponte di Piave era stato aperto già ieri sera, rimarrà aperto, ci diceva il sindaco Paola Roma, fino a quando il livello del Piave non andrà sotto a livello di guardia. Una situazione difficile, complicata, poi lo vedremo, potete vedere le immagini, non so se si riesce a vedere, ma l'acqua qui è davvero alta, la famiglia è bloccata all'interno della casa, non riesce assolutamente ad uscire dalla casa. Ci hanno anche raccontato, poi ve lo faremo vedere nel secondo collegamento, che proprio nel primo piano tutto si è bagnato e tutto si è allagato. Io ti cederei la linea, Anna, proviamo a raggiungere la casa per parlare proprio con la famiglia. Grazie Daniela, allora chiedeteci il collegamento tra poco. Noi adesso andiamo subito a Cordignano, che di fatto è stato il primo comune che è andato sott'acqua per l'esondazione del Meschio alle 4 di questa notte. Andiamo a vedere. I detriti ancora incastrati sulla passerella segnano quale livello abbia raggiunto nella notte il Meschio in centro a Cordignano. Poco prima delle 4 è scattato l'allarme esondazione su due fronti, quello della piazza principale e quello degli altri borghi verso valle, allagati dalla deviazione che il fiume si è creato su questa strada, abbattendo questa sponda, costruita più per evitare che qualcuno cade in acqua che per le esondazioni del Meschio. Meno di mezz'ora e qui è diventato un lago enorme di fango, detriti e oggetti che galleggiavano fuori e dentro le case e i negozi. Da che ora sta spalando il fango? Guardi, non so di preciso che ora, ma mi sono svegliato alle 3:30, alle 4, che ho sentito l'acqua e mi sono affacciato alla finestra perché sentivo questo rumore come di pioggia, ma molto forte, ma molto strano. Ho detto, ma oddio quanto piove. Apro la finestra, vedo le macchine che galleggiano sul piazzale. E giù io in casa più di 1 metro di acqua. Appena sceso il livello è iniziata subito l'opera di recupero e pulizia. Con le mani e i piedi nel fango è iniziata la corsa di solidarietà alle famiglie colpite. C'è chi ha messo a disposizione il trattore, chi le botti per lavare il fango, i più si presentavano per dare una mano a recuperare il recuperabile. Arriva anche la protezione civile non solo dai comuni vicini, ma dal Basso Veneto e dall'Emiliano Occhiobello. Il nostro locale? Sì. L'osteria di Roma. Qua c'è la protezione civile che sono bravissimi. Qua il disastro, guarda il disastro, il macello. Oh madonna. Qua la finestra dove è stato buttato giù dentro. Per riuscire ad entrare? Per riuscire ad entrare perché sennò l'acqua arrivava fino là. Ho trovato 1 metro di acqua in negozio. Fin dove? Fin qua. Eccolo qua il segno. Eccolo qua il segno. Fin qua. Ecco. E dentro com'era? E dentro io fare le pulizie adesso, ho tutti i motori sotto acqua. Sì, ma è già un pezzo che puliamo ormai qua, tutto il fango. Vabbè, immagino dalle 4 di stamattina. Appunto. E io ho rimesso anche il furgone perché mi è andato un bancale sotto la coppa dell'olio, ma sono rotto anche quello. Quello che colpisce è la forza d'animo di queste persone. Lei non sente freddo oggi, E oggi purtroppo no. Guarda dove c'è la macchina. Sì. La macchina, faccio conto, quel bancale con quella merce lì viene da dietro al negozio, per cui ha fatto tutto il giro del piazzale e avrà fatto 300 metri di galleggiamento. La devastazione del Meschio non si è fermata al centro di Cordignano, ma il fiume ha sfondato un muro e ha creato un nuovo corso d'acqua che è andato ad allagare una nuova zona residenziale. Vediamo. Un paio di famiglie che avevano l'appartamento al piano terra ed è stato pesantemente danneggiato dall'acqua, quindi saranno momentaneamente ospitati. Cordignano conta anche 2 famiglie sfollate nella lista delle devastazioni causate dall'esondazione del Meschio. Oltre al centro del paese colpita pesantemente la nuova area residenziale dove non c'è interrato che non sia stato invaso da acqua e fango. Ho un garage qui. Ecco, com'è dentro? È allagata, la macchina è andata sotto, è stato sfondato anche il basculante. Ma qui non era mai previsto che arrivasse l'acqua? No, mai è arrivata. Siamo a Cordi alle 5. Alle 5? Quanti metri acqua sotto? Guarda,
Si vede l'acqua. Ah, che te sei arrivato. Siamo oltre 1,5 metri. Vedete il ragazzo, e vedete l'altezza e vedete il fango. Danni incalcolabili. Non solo famiglie ma anche attività sono state colpite pesantemente dall'inondazione, come questo negozio di ottica con il laboratorio e il magazzino ancora sotto 2,5 metri d'acqua. E mi hanno detto appunto c'era il negozio con i vicini qua sotto acqua. Ma là sotto che cos'ha? Il laboratorio e il magazzino. Tutto quello che... vabbè, bisogna ricominciare. Adesso ricomincia, chissà che finisca questo anno. Nei prossimi giorni ci sarà la conta dei danni con il sindaco che sin d'ora chiede vengano stabiliti eventuali responsabilità. Chiederemo lo stato di calamità naturale che dovrebbe essere avvalorato, ci auguriamo, dalla regione e poi speriamo che possa risarcire questi sfortunati cittadini di danni di cui non hanno assolutamente alcuna responsabilità. Allora adesso con le immagini invece andiamo a Cappella Maggiore dove è uscito dagli argini il torrente Carron andando ad inondare tutto un borgo nella zona di Gava. Gli alberi recuperati dall'acqua raccontano da soli cosa è stato il torrente Carron la notte scorsa. Corso normalmente asciutto è uno dei canali da cui defluisce l'acqua del Cansiggio sul Meschio. E ieri notte l'acqua ha trascinato oltre al fango anche alberi interi, segno di quanto fosse forte la corrente, con il livello massimo è superato in poche ore. Abbiamo la zona di Borgo Gava dove siamo in questo momento, dove è esondato il nostro torrente Carron e quindi parecchi scantinati, come vedete, si sono allagati e diciamo che le altre zone a rischio sono via Don Brescacin e ad Anzano via Calde Sabion che sono sott'acqua. A poco sono serviti i sacchi di sabbia e qualche paratia, allagati tutti gli interrati della zona con danni enormi per tutte le famiglie. Il livello è venuto dal campo, quindi non fognatura, non niente, dal campo. Non so, siamo allagati anche 2 anni fa. Sott'acqua mobili e ricordi di vita da buttare. Taverne e magazzini svuotati con tutto il materiale ammonticchiato per essere portato in discarica. Sulle auto è ancora segnato con il fango il livello dell'alluvione, mentre per tutto il pomeriggio la pioggia battente ha sferzato il lavoro di pulizia e sgombero dei residenti e dei tanti venuti a dare loro una mano. Una situazione che continuerà ad essere critica per tutti i canali della zona almeno fino a domani mattina. Qual è l'appello ai suoi cittadini? Ecco, assolutamente di restare in casa il più possibile, di uscire solo in caso di emergenza e necessità, perché la situazione ancora è preoccupante. Probabilmente domani la situazione meteorologica migliorerà, ma per il momento, come sentite, è veramente preoccupante. Ora dal Meschio al Piave andiamo a Salgareda dove le case in Golena sono finite tutte sott'acqua. Non è possibile. La sua casa è finita sott'acqua, di nuovo. 2 anni fa ho buttato via tutto e adesso da solo nessuno è venuto a darmi una mano, nessuno. Tutte le sue cose sono dentro? Quello che sono riuscito a alzare, ma nessuno viene. Dove andrà a dormire stasera? In macchina. Speriamo che scenda perché è venuto via di nuovo tutto. E sempre per feste di Natale o che... Le lacrime agli occhi di chi sa già che dovrà buttare via tutto ciò che non ha potuto mettere in salvo. Guarda l'acqua che porta con sé fango e detriti, guarda la sua casa e scuote la testa. Dormirò in macchina, ci dice, voglio stare vicino alla mia abitazione, voglio poter entrare appena me lo permetteranno. È una delle tante storie, uno dei residenti della Golena a Salgareda. Io abito qua in Golena del Piave, in quella casa grigia, e la paura che venga come 2 anni fa è veramente grande, grandissima. Paura però vedere di nuovo l'acqua che si alza e che invade le vostre case. È terribile perché veramente non può essere che da sabato e oggi siamo a domenica a mezzogiorno piove ininterrottamente, va bene, però il risultato è questo, cioè, è allucinante, sono cose che non posso crederci veramente. Poco distante un'auto sott'acqua ed una signora che dalla finestra ci dice che non vuole lasciare la casa nonostante l'ordinanza, lei rimarrà là finché potrà. Rimane là! Per il momento ci facciamo io abito su quella casa lì. Situazione? Situazione per il momento è tragica,
Però bisogna aspettare, bisogna vedere le prossime ore cosa fa. Torna davvero la paura del 2018? Per me sì. Si fermerà, speriamo, non lo so. Vedremo, perché il tempo non promette niente affatto di bene. Però c'è veramente paura adesso di un 2018? Beh, siamo... lei guardi il livello dell'argine, vede adesso è a metà argine, a metà, quindi lì ci sono 5 metri, 4 metri d'acqua. In ogni casa una storia, molti residenti hanno trovato ospitalità da parenti, altri andranno in hotel, qualcuno rimarrà in macchina. La tragedia del 2018 rimane negli occhi di chi l'ha vissuta. Abbiamo appena finito di pagare tutto quello che abbiamo dovuto ricomprare, ci dice un cittadino. Ed ora che cosa faremo? Ci sono persone che sono ancora in casa con la speranza ad un certo punto che il Piave si possa fermare, che l'acqua cominci a calare. Ma nel pomeriggio ha continuato a piovere e l'ultima speranza si è infranta. Un cittadino ci ha mostrato questa immagine, un trattore che andava di casa in casa per prendere le famiglie e portarle all'asciutto. Il Piave è tornato a far paura. A Ponte di Piave, allora adesso, dove oggi è stato aperto il COC, una ventina le famiglie che sono state evacuate. Alle 4 del mattino questo residente, la madre e i suoi 3 cani hanno lasciato la casa. L'acqua ha iniziato a salire allagando il piano terra. Sono lì davanti a questa strada ormai scomparsa. In fondo si intravede la loro abitazione. Sono già uscito dalle 4 di stamattina perché avevo paura di non restare là. Il Piave torna davvero a far paura? Sì, adesso anche stavolta. Sulla strada i cani che la signora cerca di proteggere con ombrelli e teli. Sarete in un albergo adesso? Sì. Oggi rimarrete qua a vedere? Sì. Rimaniamo a vedere, se si sbassa andiamo a vedere cosa è successo, però dobbiamo andare in albergo. Intanto anche tutti i comandi dell'Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso sono allertati e tutte le pattuglie in circuito stanno monitorando la situazione dei principali corsi d'acqua. In municipio, a Ponte di Piave, l'allarme è scattato già dalla serata di ieri. In comune tutti sono al lavoro. Quanti cittadini sono stati evacuati? Per il momento una ventina di famiglie sono stati suddivisi rispetto alle prime che andavano a livello di 7 metri sott'acqua, poi le seconde con 8 metri e quindi ci stiamo già provvedendo per le altre sugli 8,50 metri con le altre famiglie che siamo già andati ad allertare. Chiaramente un periodo a step proprio per permettere anche ai cittadini di effettuare questo. Il COC è stato aperto a mezzanotte, però già da ieri alle ore 14 tutti i miei collaboratori, che ringrazio, dell'amministrazione comunale, quindi sono stati qui presenti e hanno risposto alle domande e alle richieste dei cittadini che chiedevano delle informazioni su quello che sarebbe stato lo scenario. Da Fagarè ci arrivano le immagini di una residente, Angelica Vecchiato. Allora noi torniamo a Fagarè, vedo collegata Daniela Sizia che è lì con Lucio Zanato. Allora Daniela, com'è la situazione? Dunque, noi abbiamo fatto un piccolo tratto e l'acqua si può vedere, è davvero alta. Stiamo cercando di raggiungere, senza cadere oltretutto, di raggiungere la casa con... ecco, scusate, faccio un po' la casa della famiglia. Adesso la raggiungiamo, ci stiamo provando perché, come potete vedere, l'acqua è davvero alta. E stiamo cercando di entrare nella casa. Loro non possono ovviamente più uscire fino a quando il livello del Piave non scende. Ecco, io ho raggiunto le scale e in questo momento sto salendo. Ecco, abbiamo raggiunto l'abitazione della famiglia. Buongiorno. Buonasera, anzi sì. Buonasera, dunque. Situazione davvero difficile questa per voi. Lei ci ha detto è tutto bagnato. Potete spegnersi, grazie. Situazione difficile, qua è tutto bagnato. Tutto il seminterrato sì, è pieno d'acqua. Poi l'abitazione che ho di là ce n'è poca, però c'è. E la paura c'è.
C'è la paura anche che possa tornare un 2018, quello che è accaduto? Decisamente sì, perché nel 2018 è arrivata qua e qui siamo al secondo piano, quindi è tanta la paura, decisamente sì. Speriamo che scenda perché non è che dà molti segnali di scesa. Quindi... Ecco, è difficile passare, non abbiamo potuto testare, nel senso, esatto, siete bloccati qui? Sì, da quando ho cominciato a salire sì, anche perché vedo mia mamma di 94 anni, quindi devo per forza rimanere qua. Avete pensato di andare in un hotel, di spostarvi? Se non cresce che possiamo rimanere qui dentro è meglio che rimaniamo qua. Poi se dovesse crescere ancora e quindi dobbiamo per forza uscire di qua, allora si provvederà insomma o in hotel o da qualche parente come abbiamo fatto nel 2018. Senta, siamo stati via un mese quasi da casa. Senta, vivere in Golena che cosa significa? Significa che ogni volta che c'è il maltempo, soprattutto in questa stagione, si ha paura che succeda qualcosa come è successo adesso in definitiva. Poi non siamo mai sicuri in tutto quello che succede, non siamo neanche tanto informati su come andrà la situazione, andiamo avanti sempre ora per ora, quindi non sappiamo se dobbiamo alzare la roba, se la dobbiamo abbassare. Come dormirete questa notte? Beh, stanotte dormiamo sicuramente nel nostro letto, però con l'ansia, perché se dovesse crescere ancora stanotte magari ce la ritroviamo sul pavimento che ancora non lo sappiamo, quindi bisogna rimanere in piedi anche, a guardare, a controllare che tutto quanto vada avanti così, insomma. Dunque avete visto, insomma, abbiamo fatto fatica anche noi a arrivare fino qua, a raggiungere queste abitazioni, loro da qua non si muovono, c'è anche una signora anziana e purtroppo questa è la vita di chi abita proprio nella Golena del Piave. L'unica speranza è che adesso davvero il livello dell'acqua possa scendere, anche se da poco ha anche ricominciato a piovere. Anna, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie Daniela, no, noi andiamo avanti perché adesso andiamo nel bellunese con i collegamenti, tra pochissimo tutta la situazione che riguarda la montagna, allora dopo la pubblicità, tra poco. Buonasera, ben ritrovati. Allora avete sentito la situazione sul Piave con i nostri inviati Daniela Sizzia e Lucio Zanato. Adesso invece ci spostiamo in montagna con il reportage che abbiamo preparato per raccontarvi la giornata tra frane, slavine e ovviamente tanta pioggia. L'immagine simbolo della durezza con cui il maltempo ha sferzato la montagna è questa, il crollo del ponte Gosaldo che ha isolato un paese intero, portando giù con sé in mezzo al fango e ai detriti un mezzo dei vigili del fuoco fortunatamente vuoto. Il personale è riuscito a mettersi in salvo prima del cedimento. In mattinata erano già isolati i comuni di Cibiana e Misurina, una parte della Val di Zoldo bloccata per una grande frana a mezzo canale, altre frane vicino al ponte verso Venas. 800 le famiglie rimaste per ore senza luce elettrica tra Casion, Sopracorda ed Antole. Allerta massima sul Nevigal. A Rocca Pietore una valanga ha sfondato porta e finestre dell'hotel Genzianella, nessun ferito, ma la neve continua a scendere copiosa. Siamo a Canale Cellina, ceduto l'Argine è aperta una voragine località Paludi fra i comuni di Ponte nelle Alpi ed Alpago. Tutti i passi dolomiti di Veneto Strade sono stati chiusa la Gordina, Cencenighe per frane e la strada provinciale tra Lamone e Zavena per frane, chiuse moltissime strade in Agordino. La montagna è rimasta così isolata per ore. Pesante la situazione in Alpago dove è tracimato il torrente Cornei. 76 anziani della casa di riposo di Puosso sono stati fatti evacuare dalla struttura. Sono stati portati in una casa di riposo a Pieve, una cinquantina, gli altri nel Feltrino. Nella zona dell'Alpago oltre 400 mm nell'arco delle 24 ore, che sono una quantità assolutamente rilevantissima. Questo ha messo in crisi i corsi d'acqua, per esempio il corso d'acqua che è esondato e che ha allagato il centro dell'abitato di Puos e anche la casa di riposo, il sito in cui siamo adesso, rendendo assolutamente inutilizzabile tutto il piano terra e mandando in crisi i locali tecnici. A Belluno alle 6 del mattino il ponte sul Piave è stato chiuso, paurosa la portata dell'acqua. La situazione è raccontata minuto per minuto dal sindaco Jacopo Massaro. Il ponte Veli è chiuso, via Miari è chiusa, è frenata di nuovo, quindi ci sono dei problemi alla viabilità. Consiglierei di stare a casa oggi se non è indispensabile uscire.
Frane e colate di fango, caduti alberi su Viale Valli e sul Nevegal, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, anche grazie all'ausilio di personale degli altri comandi. Le squadre hanno operato con motopompe e idrovore per svuotare gli edifici allagati. Cortina non è stata raggiungibile per buona parte della giornata, eppure il maltempo non ha fermato chi voleva raggiungere la Regina delle Dolomiti da Auronzo, scendendo per Pieve di Cadore. Queste sono le immagini scattate a Dogna e Provagna. A Longarone un fiume di auto ha cercato nonostante tutto di raggiungere la montagna, una situazione che ha costretto il sindaco Padrina a scendere in strada per cercare di dissuadere gli automobilisti a proseguire. Io questa mattina sono stato proprio a Longarone, nel mio comune, in quella zona Maicon dove adesso è stata, diciamo così, spostata la 51 delle Magna. Ho fermato diversi automobilisti e ho cercato di invitarli a tornare indietro, ma non c'è niente da fare, la gente non capisce e questo mi dispiace perché in questa fase così difficile, delicata, dove le piogge sono copiose, siamo pieni di frane, devono stare a casa, non devono raggiungere il Cadore. Adesso vi raccontiamo la storia degli anziani di Posto dal Pago con le immagini, le voci raccolte oggi dalla nostra Tiziana Bolognani. Allora mi sto avvicinando alla casa di riposo di Puos dal Pago dove sono attese 76 ambulanze a momenti per sgomberare la struttura, la RSA per anziani che nella notte è stata allagata, completamente allagata. Ci sono i mezzi dei vigili del fuoco, la strada che ho percorso per arrivare qui a Puos dal Pago da Ponte nelle Alpi è letteralmente disseminata da smottamenti piccoli e grandi. Faccio vedere il canale vicino alla casa di riposo e ci avviciniamo. Della protezione civile direttamente da Noale, vedete il personale che naturalmente sta operando con le difficoltà del periodo perché siamo in piena pandemia e anche la casa di riposo di Puos dal Pago è stata una fra quelle strutture per anziani letteralmente falcidiate dal contagio da Covid. Ci sono in funzione le idrovore per togliere l'acqua che ha invaso letteralmente la struttura. Proviamo ad entrare. Vedete, questo è l'ingresso della casa di riposo, vedete l'acqua. Ecco, stiamo vedendo mano a mano le ambulanze che porteranno i primi 2 pazienti che ovviamente sono destinati ad essere trasferiti. I primi 2 sono i più critici, diciamo quelli che hanno la situazione sanitaria più impossibile, nella necessità di mantenere. Gli altri dove saranno destinati? E quindi vanno a ospedali di questi Pieve di Cadore. Poi gli altri abbiamo attivato una serie di strutture. Una situazione del genere l'avevamo vista per Baia? Forse con straripamenti così no, perché è venuto giù
di tutto e di più. Non mai visto. Mai vista una cosa del genere? Una violenza, stanotte alle 2:30 non si vedeva fuori niente, solo lampi e acqua. E l'appello a non muoversi ed evitare assembramenti oggi è arrivato anche dal direttore generale dell'ULSS Francesco Benazzi, che ha fatto il punto anche sui contagi da coronavirus. Anche oggi a Treviso abbiamo 27 persone in terapie intensive, tra cui 2 giovani, quindi credo che veramente l'attenzione non possa essere abbassata. Terapie intensive ancora con numeri importanti, età media dei contagiati che si sta abbassando, il 50% di chi è in area critica, meno di 65 anni. Il direttore generale Francesco Benazzi continua a chiedere attenzione massima anche di fronte alle immagini inequivocabili di trevigiani in viaggio verso la montagna nella giornata di oggi. Il messaggio è: state a casa, ma state anche a casa perché il contagio non è finito, quindi evitate gli assembramenti, evitate di andare nei centri commerciali tutti dentro, cioè rispettate le regole, è fondamentale. Seconda ondata di screening oggi a Tappeto, a Castelcucco, e domani toccherà a Cavaso del Tomba. A Castelcucco adesione oltre le aspettative, più dell'80% della popolazione si è presentata per fare il tampone. Attenzionata speciale tutta l'area della Castellana, dove la percentuale del contagio sale dal 7-8% fino al 13%. Valuteremo poi anche con i sindaci, ovviamente anche altri comuni, per vedere se vale la pena di fare questo tipo di iniziativa, che secondo noi va ad isolare proprio i casi più positivi e dà la possibilità quindi anche ai stessi sindaci di essere più tranquilli nella gestione del loro territorio. Allora, con il punto anche sul coronavirus, questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che ci sono circa un centinaio di operatori di Veneto Strade sul posto per ripristinare la situazione della viabilità, ed ancora ci sono problemi legati alla circolazione ferroviaria. In questo momento, mentre vi stiamo parlando, è stato aperto il COC a Trissino, dove si stanno verificando le situazioni peggiori, e alla presenza allora dell'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Buttaccina, ancora il Piave attenzionato speciale. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi lascio agli aggiornamenti con le previsioni del tempo. Arrivederci. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Benvenuti al Meteo. Inizio di settimana con un tempo ancora spiccatamente instabile sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 7 dicembre. Sul Veneto condizioni di maltempo. La perturbazione concederà una mattinata di tregua con alternanza di nuvole e rasserenamenti e con varie nebbie. Dal pomeriggio cielo più nuvoloso con precipitazioni diffuse e quota neve in prevalenza intorno agli 800-1000 metri. Temperature nuovamente in calo, minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime invece fino ai 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, qualche schiarita anche in questo caso al mattino, a seguire tempo in peggioramento con piogge dappertutto. Temperature minime fino ai 7 gradi, massime fino ai 12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente bel tempo asciutto, poi cielo via via più coperto con rovesci sparsi. Temperature minime intorno allo 0, massime invece fino ai 5-6 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Il talento è scintilla, il genio fiamma.